un convegno sicuramente interessante dove lei ha denunciato alcune gravi inadempienze verso il gestore dell'acqua idrica e della fogna idrica. Lo stiamo facendo già da parecchio tempo, da parecchi anni, e in questa sede ci siamo limitati a denunciare il fatto che a questo punto non dobbiamo aspettare nessuna nuova normativa regionale come la 19 della legge regionale, che è stata praticamente massacrata dalla Corte Costituzionale, perché la legge c'è, assegna al Latidico e ai 43 sindaci dell'Assemblea del Latidico di procedere con controlli ordinari e straordinari per l'accertamento di tutta una serie di inadempienze che, a nostro parere, il gestore unico ha commesso in tutti questi anni, e una dimostrazione palese di ciò è dimostrata dal fatto che abbiamo già 12 o 13 depuratori che la Procura ha sequestrato, ed è notizia dell'altro ieri che, malgrado il nostro, quello di Licata, fosse sequestrato, c'è stato e si è verificato martedì un grosso sversamento di liquami fognari, dove è intervenuta la Procura, l'ASP e tutto quanto, ed è di lunedì l'ultimo sequestro del depuratore di Sant'Anna. Quindi ci sono una caterva di elementi per procedere alla rescissione contrattuale. Oggi siamo qui riuniti all'Aula Silvia Perloghino perché abbiamo organizzato questo convegno sull'acqua e rifiuti. Abbiamo invitato diverse personalità, tra cui anche i vari sindaci dell'ex provincia di Agrigento. Speriamo insomma che questo non sia l'ultimo incontro, bensì una partenza di un grande progetto per unire, fare rete all'interno della provincia di Agrigento per superare i problemi che ci sono per questi disservizi. Il convegno, che nasce proprio da una esigenza da parte di cittadini, di movimenti che oramai sono abbastanza diffusi. Nel caso specifico il comitato di Canicattì ha inteso coinvolgere le associazioni anche dei consumatori per cercare di fare un momento di analisi e di riflessione su alcune criticità. È ovvio che l'iniziativa affronta il tema dei servizi di pubblica utilità, dove ovviamente per i riflessi che questi hanno sull'economia delle famiglie, delle imprese, non possono che essere quelli dell'acqua e dei rifiuti. E qui sono emerse alcune precise indicazioni, riflessioni soprattutto. Intanto bisogna rimodellare in breve tempo, a partire sin dal prossimo autunno, un modo di stare insieme, di mettere insieme queste energie che intendono rappresentare interessi legittimi. Ovviamente ci scontriamo su macrosistemi che oggi in sostanza hanno la possibilità di poter gestire senza che se ne possa venire a capo con estrema facilità la qualità, il costo del servizio e poi la tariffazione a carico dei cittadini. Sono costi elevati, insopportabili,